sullo sfondo i diritti linguistici e tra l'altro, lo anticipiamo perché la vediamo collegata, abbiamo anche con noi la cattedra di diritti, la codirettrice della cattedra di diritti linguistici dell'Università di Valencia, professoressa Vincenta Tasa, che poi farà un intervento verso la fine. Allora, io darei subito la parola al Presidente del Consiglio regionale, Pietro Mauro Zanin, che ci onora qui all'Università di Udine, nel polo universitario di Pordenone, alla presenza di studenti che adesso vi farò anche vedere con la telecamera, sono presenti qui in aula proprio per questa giornata europea, per questo seminario universitario organizzato da Istoria. Con il Comune di Udine si collegherà anche il sindaco Pietro Fontanini e poi avremo Aurelia Gemì, avremo tanti ospiti anche a livello europeo sostanzialmente. Bene, allora subito la parola al Presidente del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pietro Mauro Zanin. Buongiorno, spero che mi ascoltiate, mi sentiate bene. Un saluto al professor Cevolin, un saluto agli studenti, ai responsabili dell'università, ai due colleghi sindaci che vedo collegato e a tutte le persone, autorità, i professori che partecipano a questa giornata. Sono particolarmente orgoglioso di portare il saluto del Consiglio regionale a questa giornata di studi che celebra la giornata delle minoranze linguistiche. Lo dico perché, come si sa, la nostra è una regione che basa sulle minoranze linguistiche le ragioni profonde della sua specialità e quindi anche, voglio dire, della capacità di autogoverno. L'esaltazione e la difesa di queste minoranze linguistiche non deve essere solo svolta da un punto di vista culturale o da un punto di vista unicamente tradizionale rispetto a quelle che sono le radici, l'identità, che pur sono cose importanti, ma la difesa di una minoranza sta nella responsabilità che far parte di un gruppo etnico, insomma, che ha una comune lingua pone, perché come dicevo prima è frutto di questo la specialità, e con la specialità c'è la responsabilità, perché far parte di una minoranza vuol dire anche assumersi fino in fondo la responsabilità dell'autogoverno delle proprie comunità e quindi anche, voglio dire, la capacità di trasformare attraverso questa responsabilità in azioni concrete dal punto di vista legislativo e politico, quelle che sono poi le tradizioni, quelle che sono insomma la base del gruppo etnico che in qualche modo si esprime attraverso una lingua minoritaria. E possiamo dire la chiusura di un cerchio, cioè è essenzialmente difendere profondamente il senso di comunità. Per questo dicevo non solo un esercizio culturale, ma un esercizio che deve far sì che la lingua minoritaria, essendo lingua veicolare, perché nelle nostre comunità si parla ancora, diciamo così, si parla ancora lingue minoritarie, il friulano, il tedesco, lo sloveno in alcune parti della nostra regione, viene usata come lingua veicolare, cioè attraverso quel tipo di espressione la comunità si regola sotto tutti i punti di vista, non solo quello culturale o formativo, ma profondamente anche in quello, voglio dire, della vita del lavoro, della relazione, quindi porta dietro anche, voglio dire, una capacità legislativa, porta dietro una capacità di giustizia, diciamo, di profonda relazione. E quindi per evidenziare l'importanza di una lingua minoritaria. E quindi, diciamo, bene ha fatto la Comunità Europea a dedicare a queste lingue minoritarie una giornata, bene fa l'Università di Udine a insistere con un approfondimento e anche, voglio dire, con una capacità di disseminazione rispetto a quelle che sono esperienze diverse in altre parti d'Europa. Ho sentito che ci sono docenti dalla Spagna e quindi
ecco, una disseminazione, un confronto, una contaminazione rispetto al livello di applicazione di una autonomia profonda che nasce da queste lingue comunitarie, per esaltare quell'etica della responsabilità che fa sì che diciamo così, attraverso la comunitaria si identifica in qualche modo un ceppo, si identifica una comunità, e questa comunità che si riconosce attraverso quella lingua si esprime solo parlando quella lingua, ma pensando attraverso quella lingua anche azioni amministrative, come dicevo prima, azioni legislative, azioni di relazione. E quindi voglio dire, è molto presente in me, ma credo nell'Assemblea legislativa di questa regione, l'importanza delle lingue comunitarie proprio in questo senso, cioè in un senso di una comunità responsabile che prende in mano il proprio destino e attraverso queste lingue esalta la funzione di autonomia in una relazione non di chiusura ma di confronto con altre realtà, come state facendo voi, coinvolgendo altre comunità dove si pratica una lingua minoritaria. Quindi buon lavoro, spero che i ragazzi approfondiscano questo non come elemento folcloristico ma proprio come elemento base di una ricchezza straordinaria che questa regione ha, che è la propria autonomia. Quindi buon lavoro e grazie ancora per avermi invitato. Grazie al Presidente del Consiglio regionale Pietro Mauro Zanin, che è un caro amico e sempre ci sostiene in queste iniziative. Io adesso darei la parola al parlamentare europeo Marco Dreosto, perché è importante, siamo alla giornata europea delle lingue e quindi facciamo subito un collegamento idealmente con il Parlamento europeo, nel quale Marco Dreosto rappresenta la nostra comunità e quindi ecco il collegamento con l'Europa. Dopodiché chiederò a Marco Mascia per la rete dell'Università della Pace di intervenire, e infine ai sindaci che vedo collegati, ai quali anche a delle vedove invierò anche un messaggio che adesso dovevo inviargli ma che non sono riuscito per questi problemi tecnici. E allora la parola a Marco Dreosto, parlamentare europeo. Marco, per parlare devi togliere il microfono, devi accedere al microfono in alto a destra. In alto a destra. Ecco, devi... Mi sentite? Sì, ti sentiamo, Perfetto. ti sentiamo. Bene, allora innanzitutto grazie professor Cevolin per l'invito, saluto anche tutti gli ospiti istituzionali e gli interlocutori che quest'oggi partecipano a questa importante sessione anche formativa, dico perché questo è lo scopo di questo incontro sicuramente. Quello che voglio portare brevemente è l'esperienza proprio che sto facendo al Parlamento europeo, dove in modo molto determinato stiamo cercando di dare seguito a quelle buone intenzioni che sono previste anche dalla Carta Costituzionale proprio del Parlamento europeo di tutelare, salvaguardare e soprattutto valorizzare le lingue minoritarie. Uno degli slogan che mi piace sempre citare di questa Unione Europea lo trovate a Bruxelles o a Strasburgo quando ci passate nelle aule parlamentari, è uniti nelle diversità, che non vuole solo essere uno slogan, ma vuole essere proprio il significato che in un'Europa così complessa, un'Europa che vorrebbe in qualche modo anche essere più unita e partecipare in maniera comunitaria a quelle che sono le attività, poi evidentemente un bene diffuso che va dal punto di vista politico, sia economico che geopolitico, quindi in generale, ha però anche la peculiarità assolutamente di salvaguardare quelle che sono le identità, le storie, la cultura dei diversi territori. E in questo senso il Parlamento europeo si sta facendo promotore, lo sta facendo da diverso tempo, di iniziative che non solo elaborano direttive che poi debbono essere applicate dagli stati per essere appunto a vantaggio di questa situazione, ma proprio debbono essere uno strumento efficace che porti in qualche maniera questa diversità che secondo noi resta e dovrà essere sempre un valore aggiunto.
Sappiamo che sono in fase di elaborazione anche per il programma ormai tardivo 2021-2027 risorse attraverso fondi europei che permetteranno agli Stati membri, ma non solo, alle associazioni, agli enti, di usufruire di importanti risorse che potranno essere proprio destinate a questo scopo. Evidentemente dobbiamo sempre stare estremamente attenti e non calare mai la guardia, perché, come dicevo prima, in un'Europa così complessa che spesso si disinteressa in realtà di quelle che sono le peculiarità, è necessario che evidentemente noi facciamo la nostra parte, e la dobbiamo fare per forza con il supporto di strumenti anche in questo senso identitario, proprio perché in un'Europa che deve essere un'Europa dei popoli e delle nazioni, adeguato. Vai bene. Appunto, Penso che ci sia un problema del collegamento. Ecco, adesso sei a posto, Marco. Perfetto. A che punto mi sono fermato? Bene. Va bene. Perché ho continuato a parlare. Esatto. No, ma più o meno hai fatto l'intervento che avevamo previsto. Adesso darei la parola al professor Marco Mascia. Grazie infinite, Marco Dreosto, onorevole parlamentare europeo. Grazie, mi sentite? Sì, sì. Sì, bene, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie al professor Cevolin per avermi invitato a portare un saluto a questo importante seminario in occasione della Giornata Europea delle Lingue 2022. Naturalmente un saluto a nome della Rete Italiana delle Università per la Pace, alle studentesse e agli studenti, alle colleghe e ai colleghi, a tutti i partecipanti al seminario. Dunque, Runipace, la rete italiana delle università per la pace, è stata creata dalla conferenza dei rettori delle università italiane con il compito principale di introdurre l'insegnamento della pace nelle nostre università, nei nostri corsi di laurea. E questo obiettivo è tanto più importante quanto più stiamo vivendo un'epoca di conflitti, di guerre in Europa, ma non soltanto in Europa. Insomma, l'obiettivo della rete è anche un po' quello di promuovere una forte riflessione sulla responsabilità sociale di tutte le discipline e porre l'attenzione appunto alla costruzione della pace con mezzi pacifici come, in qualche modo, come vocazione costitutiva dell'università, dell'accademia, no? E quindi come perno in qualche modo dell'attività di ricerca, dell'attività didattica e di quella che chiamiamo la terza missione, cioè il rapporto con il territorio. Il tema delle minoranze linguistiche come fattore di pace, come fattore di promozione dei diritti umani è un tema ovviamente di grande attualità. E mi permetto di fare con voi questa breve riflessione. Dunque, gli strumenti giuridici internazionali non riconoscono i diritti delle minoranze in quanto soggetti collettivi, ma riconoscono taluni diritti umani delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, linguistiche, etniche, eccetera. E la norma più importante, come è noto, è l'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. E i diritti dei membri di minoranze finora riconosciuti sono i diritti culturali, i diritti relativi alla pratica religiosa, i diritti relativi all'uso della lingua, però non c'è nessun riferimento a forme di autonomia territoriale.
e spesso, bisogna anche sottolinearlo, ad essere violati sono numerosi altri diritti umani riconosciuti agli individui in quanto appunto esseri umani. Quindi il vero problema dei diritti delle minoranze è che in molti casi riesce difficile, no, distinguere i confini tra minoranza e popolo. Il problema perché è cruciale, perché è fondamentale, perché se si dovesse trattare di popolo scatterebbe automaticamente il diritto all'autodeterminazione di questo soggetto collettivo. Quindi il problema dei diritti delle minoranze poi in qualche modo si complica, no? Quando la cosiddetta minoranza di uno Stato si identifica con il popolo maggiore di uno o più altri Stati. In questi casi la minoranza, oltre alla richiesta di non discriminazione, avanza la domanda di autonomia territoriale. Ecco, quindi il grosso nodo da sciogliere è costituito da situazioni quali quelle ora ipotizzate, da situazioni in cui lo stesso territorio, no, all'interno di uno Stato, in cui sullo stesso territorio all'interno di uno Stato sono compresenti minoranze o micronazionalità, è vero? Quindi per ambedue questi casi i membri di una minoranza hanno innanzitutto il dovere di esercitare pienamente ed effettivamente i loro diritti fondamentali senza alcuna discriminazione. Per il caso di minoranze o gruppi etnici o micronazionalità che si identificano con il popolo di uno o più altri stati, deve ritenersi assolutamente necessaria la garanzia che discende da forme di autonomia territoriale. E concludo, per questi casi una soluzione che si ipotizza come forse la più razionale anche è quella che noi chiamiamo la transnazionalizzazione del territorio interessato dentro il territorio principale dello Stato di appartenenza, cioè in qualche modo la creazione dei territori transnazionali. Cosa significa territorio transnazionale? È una figura giuridica nuova, no, di entità territoriale che traduce la compenetrazione fra interno ed esterno anche in termini di istituzioni territoriali, cioè il territorio transnazionale è un territorio che per il fatto di essere abitato da più minoranze o gruppi etnici è assunto essere bene comune dell'umanità dal punto di vista geoantropologico. Insomma, in altre parole, come dire, la multietnicità, la multiculturalità sono risorse di pace per il mondo intero. E il territorio interessato a questo processo di transnazionalizzazione dovrebbe rimanere sotto l'autorità principale dello Stato di cui fa parte, ma questa autorità principale dovrebbe essere condizionata da forme di autorità internazionale, no, esercitate a titolo di garanzia. Insomma, il territorio transnazionale poi può assumere, no, varie denominazioni, può essere provincia transnazionale, comune transnazionale, comunità transnazionale. Cioè, per tutelare efficacemente non solo i diritti delle minoranze, io dico, ma tutti i diritti umani per tutti, no? Bisogna una volta per tutte uscire fuori dall'ottica, dalla logica della frontiera territoriale armata, no? E rivedere quindi alla radice la forma dello Stato-nazione. Ecco, vi saluto con questa breve riflessione, vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutte e a tutti un fertile lavoro. Grazie Guglielmo. Grazie infinite al coordinatore, al vertice, diciamo nella rete dell'Università per la Pace abbiamo un vertice maschile e un vertice femminile e il professor Marco Mascia è il rappresentante, diciamo, è stato eletto qualche giorno fa, il 9 settembre, come il rappresentante maschile, poi l'altro rappresentante della rete dell'Università per la Pace è la professoressa Enza Pellecchia ed è la parte femminile. Anche da questo punto di vista si connota un po' l'attività della rete dell'Università per la Pace. Ma avete visto, il professor Marco Mascia è anche direttore di un istituto dell'Università di Padova, che è stato fondato dal professor Papisca, che ha diffuso i diritti umani
nel mondo, ma soprattutto nelle nostre istituzioni, anche universitarie, facendo riconoscere i diritti umani come materia di insegnamento e come materia importante in molte dei corsi di laurea del nostro paese. E vedete che il professor Marco Mascia è un allievo che ha seguito le orme del suo maestro, ma come vedete ha subito fatto il collegamento tra i diritti umani e i diritti linguistici e il diritto internazionale, li ha collocati in ambito internazionale. E abbiamo avuto il collegamento europeo. Adesso farei una cosa, vediamo se, perché c'è il rappresentante della comunità linguistica friulana, Marcus Maumeier, che deve poi scappare. Ecco, chiederei di accendere la telecamera, accendere il microfono e fare un breve saluto, perché poi speriamo che riuscirà a ricollegarsi verso la fine, dopo le 17, ma non è sicuro questo. Allora gli diamo subito la parola per salutare a nome della comunità linguistica friulana, che è riconosciuta, ci spiegherà, da una legge regionale importante, come comunità linguistica che ha delle funzioni come ente locale, come ente territoriale, un po' in un certo, dato che le province in Friuli Venezia Giulia sono state eliminate. E comunque è una cosa importante perché rappresenta tutti i sindaci dei comuni di lingua friulana. Ecco. Ma diamo subito la parola a Marcus Maumeier, che è anche sindaco di Valvasone, e poi dopo ci sarà Delle Vedove e Colussi. E grazie ancora. Sì, buon pomeriggio, cercherò di non portare via molto tempo, anzi sicuramente farò così. Saluto tutti gli ospiti, in particolare Marco Mascia, in questo caso, che mi ha preceduto. Ringrazio Guglielmo Cedolin per l'invito e per spiegare che cos'è la comunità linguistica friulana, che non è un ente locale, non ha nessuna funzione, diciamo, di surrogare le province. In questo momento nasce attraverso una norma che è collegata a un progetto di riordino degli enti locali, che è la legge 26 della Regione Friuli Venezia Giulia, che prevedeva appunto la nascita all'interno del Friuli Venezia Giulia, dove ci sono 3 comunità linguistiche e che sono il presupposto forse più importante per rivendicare ancora quell'autonomia rispetto a quello che è l'ordinamento dello Stato nazionale italiano, e sono le comunità linguistiche, quella ovviamente friulana, poi c'è quella tedesca e infine quella slovena, che è tutelata anche con delle norme di diritto internazionale. Ecco, allora la Regione ha ben inteso e compreso, insomma, credo che sia ormai condiviso da parte delle autorità regionali, il fatto che la nostra autonomia in questo momento, dopo che c'è stato il venir meno di quello che è la presenza di conflittualità fra quello che erano, diciamo, la guerra fredda, e quindi la presenza di un confine molto importante che era quello con la Jugoslavia, la legittimazione della nostra autonomia speciale deriva appunto da queste minoranze linguistiche, che per quanto riguarda il friulano si distribuiscono su 3 province, che sono quella di Udine, quella di Gorizia e quella di Pordenone, anche con uno sconfinamento in Veneto. E allora, per riuscire a trovare un contenitore dove far pervenire un po' le istanze di identità, di appartenenza, in qualche modo di sottolineatura di quello che è la presenza di un Friuli storico, è stata data vita a questa norma che prevede la nascita di comunità linguistiche friulane, con un sistema molto, molto, diciamo, democratico, perché parte proprio dal bassissimo, perché i singoli consigli comunali hanno dovuto approvare una convenzione ovviamente uguale, che permettesse di dar vita a far nascere questa realtà. E allora a oggi, su 172 enti che ne hanno potenzialmente diritto, perché individuati con la normativa nazionale sulle minoranze linguistiche, su 162 comuni, 138 hanno fatto questa delibera di consiglio comunale. E io ho, diciamo, l'onore e il dovere di rappresentare come presidente e come rappresentante del consiglio direttivo appunto questa realtà, che si riunisce in assemblea un paio di volte all'anno,
e che ha avviato con il sostegno fondamentale e indispensabile della Regione un'interlocuzione per mettere in evidenza alcuni aspetti della nostra identità che partono proprio dalla lingua, perché dalla lingua friulana noi iniziamo a partire per poi cercare di ampliare il senso di appartenenza di un popolo che esiste, che è quello appunto friulano. E così abbiamo fatto una battaglia insieme alla Regione per un riconoscimento fondamentale che è quello dell'utilizzo della lingua friulana da parte della televisione di Stato, sostenuta con fondi da parte di tutti i cittadini, anche quelli del Friuli Venezia Giulia, e da ormai un annetto ci sono delle trasmissioni anche in televisione, non solo in radio, in lingua friulana. Cosa che accade da altre parti, faccio riferimento al Tirolo del Sud piuttosto che alla Valle d'Aosta, ormai da lungo tempo. È un inizio importante che poi abbiamo accompagnato con una serie di altri interventi, ad esempio il mondo della scuola, sul quale stiamo cercando di far comprendere l'importanza dell'avere una minoranza linguistica, perché ci sono delle norme nazionali che prevedono che laddove ci sono queste presenze è possibile anche una diversa normativa rispetto alla conformazione delle classi. Quindi sono molti i motivi per i quali come comunità stiamo operando e credo che continueremo a operare anche in futuro. Quindi è interessante anche il convegno di oggi, perché sicuramente metterà l'accento su quelle che sono anche altre esperienze come abbiamo fatto nel recente passato. Uno dei temi che abbiamo sviluppato è quello ad esempio dei segretari comunali, dove stiamo cercando di far comprendere che la nostra autonomia potrebbe portarci anche ad avere la possibilità di rivendicare un albo regionale dei segretari comunali e magari utilizzare quelle norme che sono presenti in altre regioni, come la Valle d'Aosta, dove un segretario comunale per poterlo fare deve anche dimostrare di saper parlare la lingua francese. Ecco, allora, così giusto per far capire quali sono gli ambiti nei quali l'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana può intervenire, sono molteplici e che comunque hanno come fondamento il dare il presupposto alla legittimazione di un'autonomia che ancora è cara ai friulani, ai tedeschi e agli sloveni. Ringrazio per l'attenzione e porgo chiaramente un caro saluto e un buon lavoro a tutti gli altri relatori. Allora ringraziamo il rappresentante della comunità linguistica friulana che, come avete visto subito dal punto di vista giuridico, vedete come è importante il diritto, lo dico agli studenti, ha corretto il mio scherzo di dire che è un ente territoriale, ma diciamo qui c'è anche una piccola aspirazione ad avere qualche ruolo in più, nel senso che per esempio la regione diciamo, ha fatto sì quella norma, ma non dota tanto cioè non dota di strumenti e la comunità linguistica, le comunità linguistiche, cioè non dota di un finanziamento apposito, di qualche strumento, quindi non avendo una qualche risorsa, ecco, il lavoro è molto basato sulla grande spinta, sul grande diciamo, volontà dei comuni della comunità linguistica friulana, oppure slovena, oppure tedesca, di fare qualcosa. Ed ecco, in questo caso, vedete la grande capacità del rappresentante di qua del tagliamento Marcus Maumair, che si affianca alla regione, che invece è un ente territoriale dotato di autonomia speciale, proprio per cercare di portare avanti il tema della comunità linguistica friulana, con una buona sponda nel presidente del Consiglio regionale Pietro Mauro Zanin, che è sempre attivo su questo versante, e come avete visto anche con una ricaduta concreta sul sistema dell'istruzione, perché i comuni che hanno pochi abitanti e pochi figli e non riescono ad avere una propria scuola secondo le regole statali, possono cercare di ottenere comunque il mantenimento delle scuole elementari, per esempio, anche con un numero ridotto di minori che vi partecipano, grazie alle disposizioni relative
alle minoranze linguistiche. Quindi sono anche un'opportunità, vedete, danno dei vantaggi. Ecco, ovviamente non è che bisogna come dire, utilizzare l'argomento delle minoranze linguistiche solo per i vantaggi che danno, ma perché sono, come ha spiegato anche Marcus Mann-Meyer, parte della nostra identità, sono il modo in cui ci sentiamo, il modo in cui partecipiamo poi anche alle istituzioni dello Stato italiano attraverso una regione speciale, e la specialità è stata concessa per questo motivo principalmente, almeno oggi è l'unico motivo principale importante, e quindi partecipiamo alle istituzioni della Repubblica Italiana, ma anche a livello europeo attraverso per esempio il Consiglio d'Europa, attraverso per esempio questa giornata europea delle lingue, dove abbiamo un po' di attenzione, sempre speriamo crescente, poi ne parleremo anche un po' più avanti. Adesso la parola finalmente al sindaco Andrea Delle Vedove, che ringrazio molto per aver atteso, e poi al sindaco Colussi della terra di Pasolini, quindi anche qui siamo collegati con dei sindaci molto, molto importanti. Delle Vedove, sindaco di Cordenons. La ringrazio, professor Cevolin. Oggi è una giornata veramente intensa in tutti i sensi, oltre che amministratori siamo impegnati anche in quel ruolo politico che rivestiamo, e chiaramente la giornata di ieri è stata interessante e anche un po' pesante. Oggi siamo ben lieti quindi di iniziare questo pomeriggio con questa presentazione per quel che riguarda appunto questa giornata europea delle lingue. La ringrazio di avere l'onore di partecipare, insomma, tra quelli che daranno l'inizio a questi argomenti molto interessanti. Colgo l'occasione di salutare gli amici, anche chi mi ha preceduto negli interventi, anche i docenti che seguiranno e i colleghi sindaci. E gli argomenti sono argomenti sicuramente interessanti che riguardano appunto come difendere le proprie lingue oggi, un tema molto importante in questo momento in cui si tende ad annacquare un po' quella che è la nostra origine, le nostre radici. Il piano generale di politica linguistica per la lingua friulana, e Cordenons si inserisce perfettamente in questo contesto, essendo una comunità proprio riconosciuta nei diritti delle comunità linguistiche a livello europeo e italiano. E per quel che riguarda poi altre tematiche riguardanti appunto l'autonomia e la comunità linguistica, il trattamento delle minoranze, sono sicuramente fattori che con la pace hanno qualcosa di attinente. Lo studio di modelli poi anche ho visto di autonomie di comunità, sicuramente per quel che riguarda le nostre realtà è un tema molto sentito. Cordenons è una terra di radici linguistiche autoctone caratteristiche, la nostra lingua, che è il folpo, è un qualcosa che viene molto seguito e curato con attenzione dalle associazioni nostre locali, e cito una per tutte, il Ciavedal, che porta avanti parecchie serate, parecchie occasioni di condivisione, e soprattutto porta avanti un'iniziativa importante che è il premio Appi, un premio che ha un'iniziativa che unisce la comunità nel mondo, coi friulani, e soprattutto dà la possibilità alla comunità di Cordenons di relazionarsi. Ecco, io non mi dilungo oltre perché mi pare che siete già lunghi con i tempi. Ringrazio nuovamente tutti i presenti e un buon lavoro a chi seguirà i lavori. Grazie al sindaco di Cordenons che ha ricordato il Ciavedal, ma poi sarebbe da ricordare il premio Appi, il premio internazionale, sarebbero da ricordare tutte le attività che vengono fatte a Cordenons. E adesso saluto anche l'assessore alla cultura che mi pare di vedere, che ho riconosciuto. Abbiamo con noi anche l'assessore alla cultura, l'assessore Loris Zancai. Infatti, come vedete siamo, come dire, in ambito culturale dedicati alle minoranze linguistiche e nazionali. Abbiamo fatto anche delle iniziative a Cordenons proprio con il sindaco e con l'assessore alla cultura di Cordenons, e quindi è un po' una piccola squadra, quella, sono tutti amici qui, quelli che stanno partecipando a questo seminario. E nel frattempo diamo subito la parola al sindaco Claudio Colussi, sindaco di Casarsa,
terra di Pasolini, e quindi diamo la parola a questo importante sindaco per le minoranze linguistiche e per la lingua friulana, perché Pasolini è l'autore che intanto è più conosciuto al mondo come cineasta, magari più che come poeta, ma anche come poeta che ha usato la lingua friulana, e quindi siamo molto onorati di avere con noi il sindaco di Casarsa, perché è molto significativo questo per una giornata europea delle lingue. Ci collega idealmente a questa figura di un grandissimo intellettuale di livello mondiale che è Pierpaolo Pasolini e che si esprimeva in lingua friulana. La parola al sindaco. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Anche se ringrazio il professor Cevolin che mi ha inserito in zona Cesarini qualche minuto fa, insomma lo ringrazio. E io vi porto il saluto naturalmente della città di Casarsa della Delizia. E il professor Cevolin ha già alcune cose, mi ha anticipato su quello che volevo dire. Posso parlare anche in friulano volendo, visto che oggi è la giornata europea anche delle lingue. Io direi che se vuol fare un saluto almeno, mandi a Duce qualcosa. Mando a Duce, ma dopo le dirò, il nostro è un friulano per le cose che dirò, che è un po' leggermente diverso dal solito. E qui voglio ricordare, proprio collegandomi anche al discorso della lingua friulana, che è stata da chi mi ha preceduto più volte anche sottolineata, no, della nostra lingua, dove specialmente Casarsa è terra di Pasolini, come diceva il professor Cevolino, dove ha trascorso la parte di tutta la sua vita giovanile, no? Della sua esperienza giovanile, e essendo la madre naturalmente Colussi di cognome, e che Susanna, che è nata qui a Casarsa, e dove la lingua friulana per Pasolini ha avuto un ruolo importante, perché i suoi scritti, le sue poesie, i suoi libretti sono stati numerosi, ma specialmente per la creazione dell'Accademiuta di Lingua Friulana, dove molti giovani casarsesi e non casarsesi, ma provenienti dai paesi vicini, andavano proprio a lezione di lingua friulana da Pasolini, insomma. Ed è anche Pasolini ha creato questa parlata in lingua friulana di Casarsa, la lingua di Casarsa, insomma, che ha alcune connotazioni particolari, insomma. Allora io voglio anche, così non togliamo il tempo a chi verrà dopo, ai relatori, e ricordare specialmente ai giovani studenti di venire a visitare, no? Ai giovani di venire a visitare il centro studi Pasolini, che è a Casarsa, che ormai ultimamente si sono tenuti dei corsi sia per docenti e anche per studenti provenienti da tutto il mondo, insomma, sull'opera di Pasolini, e laddove si trovano proprio dei manoscritti, dei libri originali in lingua friulana, anche per capire un po', visto che oggi è la giornata europea delle lingue e quindi il friulano ci sta a pieno titolo in questa giornata, insomma. Devo solo ricordare che anche nelle nostre scuole primarie si sono tenute qui a Casarsa proprio dei corsi, no, di lingua friulana, dove ha destato anche un certo interesse, un certo successo, anche, e questo anche da parte di studenti stranieri. Ecco, questa è stata una cosa che mi ha piaciuto moltissimo, insomma, ed è stato interesse, sono stati seguiti veramente in modo interessante. Quindi io vi auguro un buon lavoro. Purtroppo non posso essere qui presente per tutto il corso, perché mi attendono una serie di riunioni in comune come sindaco. Quindi un buon lavoro e un grazie naturalmente. Col professor Cevolin ci troveremo i prossimi giorni, perché abbiamo intenzione assieme di tenere un seminario con alcune tematiche, alcuni incontri proprio su quello che è, diciamo, un discorso sull'Europa, e lo voglio ringraziare fin d'ora, insomma, per questa sua disponibilità. Ecco, buona giornata e grazie a tutti. Grazie infinite al sindaco di Casarsa, terra di Pierpaolo Pasolini.
e ricordiamo solo anche il fatto che è stato membro che ha fondato il Movimento per l'Autonomia del Friuli. Tra l'altro questo movimento, che è associazione che ha fondato, l'ha fondata a Udine, a 2 passi dal mio Dipartimento di Scienze Giuridiche, nell'osteria La Buona Vite, che non c'è più purtroppo, e che è in via Treppo numero 6. L'istituto, il Dipartimento di Scienze Giuridiche invece ha il numero 18, quindi pochi numeri più avanti, no, 12 era l'osteria La Bella Vite, noi siamo al numero 18, quindi pochi numeri civici successivi c'è il Dipartimento di Scienze Giuridiche, ma ha fondato Pasolini il Movimento per l'Autonomia del Friuli nel 1945, con degli importanti membri anche come tessitori dell'Assemblea Costituente, per esempio, o come grandi intellettuali friulani come Daronco, Ermacora e così via. E tra i giovani che hanno fondato questo movimento alla fine della Seconda Guerra Mondiale per il riconoscimento dell'autonomia amministrativa del Friuli, poi abbiamo avuto il riconoscimento della specialità regionale, ecco. Ma grazie anche alla visione di Pasolini, che univa la lingua, il riconoscimento linguistico, a un riconoscimento di autonomia, di maggiore autonomia rispetto a chi invece parla la lingua dello Stato. Io direi che siamo un po' fuori tempi, ma non tanto, perché poi abbiamo un trucchetto per recuperare i tempi, però vedo collegato da Barcellona Aureli Argemì. Aureli Argemì è il fondatore. Buon dia Aureli. Buon dia. Buon dia, però non... ecco, parlem català. Parlem català. Bon dia a tothom. Buon dia a tothom. A tothom vuol dire a tutti. A tutti. Però vedete che Aureli Argemì parla italiano perché? Perché durante la dittatura di Franco lui era segretario dell'abate Iscarré del monastero di Montserrat, cioè chi è stato a Barcellona dovrebbe essere andato anche a vedere il monastero di Montserrat. Questo per non essere dei turisti, ma per essere dei viaggiatori, delle persone che entrano in contatto con una comunità, come così vi accorgete quando vedete una partita del Barcellona, che ci sono le scritte del Barcellona Calcio, MES, che è un club, più che un club, perché? Perché il Barcellona Calcio è qualcosa di più di un normale club di calcio. E così anche il monastero di Montserrat, per certi versi, è qualcosa di più di un monastero benedettino che ha la Morenita, che ha la Madonna, una Madonna nera come la Madonna di San Luca a Bologna, e così via, che è un centro di studi, di divulgazione del cristianesimo dal Medioevo, ma è anche un centro che ha difeso e che conserva i libri in catalano, libri sacri in catalano, e quindi è un punto di riferimento per tutta la Catalogna, non solo dal punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista più generale e culturale. E se avrete occasione di andare al monastero di Montserrat, andate a visitare per esempio i quadri che sono stati regalati dalla società civile, anche persone, famiglie atee della borghesia di Barcellona, che hanno regalato dei Picasso, oppure trovate anche un Michelangelo, per esempio, e così via. Questo per spiegarvi come questo monastero di Montserrat sia, oltre che ad avere anche i cantori, il famoso coro di voci bianche di Montserrat e così via. Ma vedete, questo è il modo di rapportarsi alle comunità linguistiche che tengono molto al loro riconoscimento. Siamo a posto, no, puoi tenerlo. Siamo a posto, abbiamo risolto il problema. E quindi ecco, no, c'era un problema di cavi e una dottoressa mi ha dato una mano, ma siamo riusciti a risolverlo in altro modo. E ecco, comunque termino, e ho voluto spiegare comunque che Aureli Argemì ha fondato il Siemen in esilio
a Milano, per questo conosce bene l'italiano, poi l'ha trasferito a Barcellona, e da Barcellona questo SIEM, Centro per le Minoranze Linguistiche Nazionali, ha fatto tantissime cose, tra le quali ne ricordo solo due. La prima, ha creato la Rete Mondiale per i Diritti Collettivi dei Popoli con sede a Bruxelles, in catalano si dice Xarxa, la rete Xarxa, e poi ha portato i diritti delle popolazioni indigene a Ginevra, alle Nazioni Unite, con una carta dei diritti delle popolazioni indigene. Quindi è una personalità che è riconosciuta a livello mondiale in ambito delle minoranze linguistiche, e noi abbiamo l'onore di averlo collegato da Barcellona, da casa sua, e saluto anche sua moglie che probabilmente sarà lì vicino, e gli do subito la parola per spiegarci con una sua relazione generale come si difendono oggi le minoranze linguistiche e come si difendono oggi nella giornata europea delle lingue. Grazie Aurelio. Grazie e buonasera. Spero di fare una piccola sintesi di quello che mi hai chiesto, cioè come difendere e il perché difendere le lingue. Prima di tutto io vorrei chiedere a tutti quelli che vogliono ascoltarmi una cosa per me che è basilare: fare tavola rasa di questa denominazione lingue maggioritarie, lingue minoritarie, eccetera. Questo esiste, sì, ma queste sono categorie che sono come cappelli che nascondono sotto una cosa molto più importante. Le lingue sono tutte uguali. Perché? Le lingue sono, ogni lingua, l'espressione di un diritto fondamentale delle persone. Siccome i diritti fondamentali appartengono a tutti, tutte le forme di espressione sono esattamente uguali. Ogni lingua esprime innanzitutto la propria identità. Io mi esprimo me stesso attraverso la mia propria lingua, non attraverso altre lingue o attraverso una lingua imposta. È quella che io ho avuto dalla mia nascita, nella mia famiglia e nella comunità nella quale sono cresciuto. È un segno e una necessità dello sviluppo della propria identità, e anche affermarlo è la mostra che sono favorevoli alla dignità di ogni persona. Detto questo, dobbiamo considerare le lingue come è nella realtà. La lingua è anche il rapporto con gli altri, non è soltanto manifestazione della propria vita, è il rapporto con gli altri. Chi sono questi altri? Quegli altri sono innanzitutto quelli che parlano la stessa lingua che io parlo, che io ho imparato dagli altri la stessa lingua, cioè la comunità linguistica nella quale io sono inserito. È la comunità linguistica che sviluppa insieme a me una lingua determinata. Allora distingo con questo anche quello che si chiamano le grandi lingue, le lingue di Stato, eccetera. Queste sono altre categorie. Arriveremo a questo, ma prima di tutto bisogna essere coscienti che è fondamentale identificare la propria lingua con la propria comunità. Di un modo molto corretto, la legge italiana sulle lingue parla dei territori delle lingue, cioè il territorio che corrisponde a ogni comunità. Evidentemente molte comunità, per politiche che adesso non analizzerò ma che tutti conosciamo, molte comunità non possono sviluppare la propria lingua perché c'è un'altra lingua che in qualche modo viene come imposta e come tentazione di sostituire la lingua propria. Questo è quello che chiamiamo le lingue degli stati.
Per far fronte a questa situazione, per difendere la propria lingua, io ho fatto una lista, lo dico in un modo molto breve, una lista di cosa dobbiamo fare per difendere la propria lingua. Prima di tutto, considerare la lingua, come ho detto, come segno di identità, di dignità e lingua della comunità. Allora dobbiamo fare che questa lingua sia veramente la lingua di comunicazione. Come? Prima di tutto, parlare la propria lingua sempre nel proprio territorio. Non dire, tu non capisci il friulano, allora ti parlo un'altra lingua. Se qualcuno che vive in Friuli non capisce il friulano, deve imparare il friulano. E, diciamo, è una necessità, è un diritto, è un dovere allo stesso tempo. Allora, io direi parlare la propria lingua sempre. E soltanto se l'altro non capisce, fare eccezionalmente un discorso con l'altra lingua se tu la conosci. Ma la lingua propria, tutti devono sapere che la lingua propria del Friuli è il friulano, o in Catalogna il catalano. Poi, per avere lo sviluppo di questa propria lingua, evidentemente bisogna insegnarla nelle scuole e bisogna essere la lingua veicolare in tutti i rapporti umani della comunità. Un altro punto importante è in questo momento c'è lo spostamento della popolazione in Europa, che noi chiamiamo il fenomeno della immigrazione o della migrazione. Tutti quelli che vivono, che entrano a formare parte della propria comunità, dobbiamo spiegare, per integrarsi in questa comunità devono imparare la lingua della comunità. In questo modo saranno friulani che vengono anche da altre parti, friulani o catalani come qualsiasi friulano. Poi bisogna anche che le media, cioè pubblicamente, visualmente, la lingua si veda dappertutto come la lingua propria di quel paese. Si può fare altre traduzioni, ma gli altri sono lingue che si traducono della lingua basilare della comunità friulano-catalana. Poi un altro punto importante, le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie ci permettono di poter sviluppare la propria lingua di modo molto più, io direi molto più facilmente, con molte più possibilità, perfino che la scuola. Io ricordo poco tempo fa, per dare un esempio, no? Poco tempo fa mi trovavo in Grecia, e in Grecia per parlare con i tassisti, io parlavo in catalano, no, perché il catalano no, la macchina non era preparata. Parlavo in spagnolo e il tassista mi capiva in greco. Oppure gli parlavo in greco, mi mostrava il telefono e c'era la traduzione in spagnolo, francese, la lingua che io capivo. Allora questo vuol dire che le nuove tecnologie danno possibilità di normalizzare l'uso delle proprie lingue. Poi c'è bisogno anche di avere un'accademia per sviluppare la lingua, per modernizzare costantemente la lingua, perché non sia una lingua che diventi come il latino, una lingua del passato che non serve a nulla. La lingua che noi parliamo deve servire anche per inventare nuove parole e nuove formule. E finalmente la nostra lingua deve avere una dimensione internazionale, e non soltanto con i confini nel quale si parla la nostra lingua, ma anche nella proiezione nelle istituzioni europee. In questo senso io vorrei dirvi una ultima notizia di 3 giorni fa. Finalmente, dopo quasi 30 anni, il governo spagnolo ha presentato al Parlamento europeo la proposta che il catalano, il basco e il gallego diventino lingue ufficiali nella comunità europea, cioè che finalmente l'Europa riconosca che è una comunità plurale nazionalmente, culturalmente e linguisticamente. Io ricordo che quando la Spagna è entrata nell'Unione Europea nell'anno 86, prima di entrare
ho organizzato con altre persone una grande manifestazione a Bruxelles chiedendo che il catalano diventasse lingua ufficiale anche nelle istituzioni. Abbiamo dovuto aspettare tanti anni per poter sapere, o almeno vedere e constatare che il governo spagnolo finalmente ha presentato questa richiesta. Vedremo la risposta del Parlamento europeo il 3 ottobre. Questo io direi sono sinteticamente il come difendere la propria identità linguistica. Evidentemente nel nostro mondo non funzioniamo così. Le lingue sono dappertutto, si mescolano, ci sono lingue che praticamente sono più importanti, altre lingue che sono meno importanti. Per esempio l'inglese. L'inglese è importante per una questione funzionale. Noi impariamo l'inglese per capirci, non per sostituire la nostra lingua. C'è la tentazione sempre che una lingua più diffusa sia la lingua, quella, diciamo, più importante. Io vi direi una cosa che ho letto questi giorni. In che lingue si rapportano gli russi e i cinesi? Ho visto un po' la storia. Fino al secolo XVII i rapporti si facevano con una lingua franca che era il latino, curiosamente il latino. Dopo è stato il francese, fino a quando gli americani sono entrati nella politica internazionale, non capivano il francese e poi si è fatto anche l'inglese, che pian piano ha sostituito il francese. Come si rapportano, che relazione, come parlano adesso i russi e i cinesi fra di loro? I russi hanno imparato il cinese con il mandarino, i cinesi parlano ai russi con il russo. Cioè la identificazione della propria lingua diventa la base anche del dialogo. Questo è un esempio grosso, importante, ma anche si fa vedere lo sviluppo dei rapporti linguistici nel mondo. Cioè, l'inglese può essere una lingua di sostituzione, ma non è la lingua del futuro probabilmente. In Europa, per esempio, l'inglese è diventata una lingua minoritaria nel senso numerico, perché l'unico paese che parla inglese attualmente è l'Irlanda. Inghilterra con il Brexit sparita della Unione Europea. Questo può essere l'inizio anche di un trasferimento dei rapporti. È possibile che il francese di nuovo diventi una lingua di comunicazione come è stato durante tanti anni. Allora, quando si difende, oggi difendiamo la giornata delle lingue europee, difendiamo una cosa essenziale in Europa. L'Europa è stata fondata sulla diversità, ma deve essere in serio la diversità con uguali diritti per tutti i cittadini, anche la diversità linguistica. Questo vuol dire che l'Unione Europea non si farà unificando le lingue, unificando il territorio con una sola lingua, ma rispettando le diverse lingue nei diversi territori dell'Europa. Questa è l'Europa unita, il rispetto, la democratizzazione totale delle lingue e delle persone che formiamo parte di questa grande comunità che si chiama Unione Europea. Io direi che con questi principi possiamo dire come difendere la propria lingua. Difendiamo l'insegnamento, i media, le nuove tecnologie e poi vi dirò alla fine come conclusione che non dobbiamo confondere la politica linguistica con quello che da noi, per esempio in questo momento, è molto grave, è l'introduzione nel dibattito, nei conflitti linguistici dei tribunali. I tribunali hanno un altro scopo, ma qui i tribunali vogliono sostituire la politica, si vogliono imporre per necessità, altrimenti sarebbe un diritto che lo spagnolo, per esempio, sia insegnato al 25% nelle scuole. Siamo noi, la comunità
la società civile e i nostri rappresentanti, quelli che devono fare la politica linguistica in un paese dove c'è la presenza di un'altra lingua molto importante che è lo spagnolo. Ma c'è la presenza, ma non è la lingua di questo paese. Poi alla fine delle conclusioni vi dirò altri punti che credo importanti dopo aver sentito le altre conferenze o le altre persone che parleranno dopo. E grazie. Moltes gracias Aureli, molt bé. Passiamo a un altro relatore, Alessandro Michelucci. Come avete sentito ci sarà, che chiedo di accendere al quale chiedo di accendere la telecamera e di iniziare a parlare, perché così sale nella classifica e riesco a vederlo. Come avete sentito, Aureli farà anche le conclusioni e dovremo avere anche il collegamento del sindaco di Udine che si unirà, perché ci tiene molto a salutare Aurelia Gemì. Io vedo Alessandro Michelucci collegato, lo metto anche in evidenza, però deve accendere una telecamera, deve accendere la telecamera che è in alto a destra e così lo possiamo vedere. E anche il microfono dovrebbe accendere, perché lo vediamo collegato, ma non con la telecamera. Vediamo se lo sollecito in questo modo. Non si riesce a, vediamo, disattiva audio partecipante? No. L'ho messo in evidenza. Alessandro, adesso chiamo, mi aveva chiesto se era collegato, ma dovrebbe in alto a destra, se mi sente Alessandro, in alto a destra c'è scritto webcam, dovresti cliccare su webcam in modo che ti vede la telecamera e poi dovresti cliccare sul microfono in modo che il microfono ti vede, cioè ti ascolta, lo attivi. Vediamo se riesco a chiamarlo, perché altrimenti abbiamo il professor Cagliaro che potrebbe prepararsi. Vediamo un secondo se riesco a... Chiedo scusa se mi intrometto, Guglielmo, ma volevo solo salutare e ringraziare per gli spunti e gli interventi. Marcus, vi saluto. Grazie Marcus, ma un Mandi dal Friul. Ecco, Mandi dal Friul e da Volaison, che è Valvasone. E allora, non so perché, ma non riesco a collegarmi con lui. Vediamo ancora, anche almeno per telefono. Perdiamo qualche minuto, ma ecco qua, adesso lo chiamo. Intanto vediamo se il professor Cagliaro. Pronto Alessandro? In alto, cioè nella schermata, devi avere webcam e microfono. Allora c'è una barra rossa che scrive abbandona, poi c'è condividi, andando a sinistra, microfono e webcam. Sì. Mettila in grande che ti occupa tutto lo schermo. In alto a destra trovi abbandona, che non devi schiacciare. Poi c'è condividi, anche quello non schiacciare. E poi c'è il microfono che devi attivare perché sicuramente ce l'hai barrato. No, non fare condividi. Vai su microfono. No, ma io microfono ti sento, ma ti sento al telefono, non ti sento nella conferenza.
devi cliccare, cioè hai il microfono ma barrato da una linea rossa, devi cliccarlo. In alto a destra, pur ci vedi, se ci vedi, scusa, vai lì dove c'è abbandona, ma non schiacciarlo. Abbandona una barra rossa in alto a destra, la vedi quella? No, ma devi allargare la... Pur hai sentito le relazioni altrui, no? Non sei collegato, sei collegato. Devi attivare il microfono. Per attivare il microfono devi praticamente, vediamo, ho provato a darti un'ulteriore funzione. Devi andare devi allargare in tutto lo schermo l'immagine del seminario. E dopo, ecco, no, era Aureli che si stava oscurando la... no. Alessandro, non riusciamo a vederti. Allora facciamo così. No. Io posso farti fare un riassunto, metto l'immagine del pubblico e ti collego col microfono e quindi si sente. Però fai un discorso breve di 5 minuti, 4 minuti, 5 sulla Corsica, ok? Io ti collego e in audio lo fai, va bene? Va bene. Adesso non mi vedi più. No, però anche Aureli non mi vede più, non so. Vediamo un po' che cosa sta succedendo. Forse c'è un po' di problema di collegamento, strano perché questo è quello dove sta. Comunque proviamo a vedere se si sente. Proviamo a vedere se si sente. Vediamo. Allora, intanto non vorrei aver messo... Adesso sono tornato e mi senti? Ma mi senti parlare? Ma mi vedi e mi senti parlare dal microfono? Adesso mi senti? Bene. Allora, va bene. Allora mettiamo così in viva voce e fai un breve intervento sulla Corsica. Proprio discussa in questi giorni tra il ministro Gerardo Armani e il ministro dell'Interno e la Provincia della Corsica viene portata avanti con particolare slancio, particolare attivismo da Simeone, che è il presidente della collettività territoriale, che noi chiamiamo la regione, per figlio del buon Simeone, che è autonomista storico morto 30 anni fa. Però la questione della lingua non è mai stata posta con urgenza, Però, diversamente da quello che è successo altrove, si è optato per una sorta di bilinguismo non ufficiale, non autorizzato, che però si vede, a giro, sui cartelli stradali, sul treno, negli uffici, c'è questo bilinguismo che agli occhi degli italiani è molto singolare, perché come sapete forse è particolarmente simile all'italiano, se non addirittura al toscano antico, quindi ci sono delle cose che si capiscono anche se magari noi a Firenze dintorni non siamo più, come se si parlasse ognuno del passato. La questione dell'autonomia, ripeto, viene posta in questi giorni e la Francia ha optato per un sistema singolare, ma abbastanza intelligente, cioè facendo la rassegna delle autonomie che ci sono in altri paesi europei, cioè in Portogallo, Spagna, per trovare quello che potrebbe attagliarsi meglio alla Corsica, tenendo conto della sua posizione insulare. E stavolta non dovrei portare sfortuna, ma stavolta sembra che ci siamo davvero, in quanto appunto il fatto che si faccia questo esame, questa carrellata, di autonomie esistenti per trovare quella più confacente alla Corsica, dimostra che c'è una buona volontà che prima in passato non c'era mai stata.
Allora, grazie infinite ad Alessandro Michelucci che per problemi di collegamento, avete visto, non siamo riusciti a vedere. Comunque vi dico che Alessandro Michelucci è il direttore di una rivista, Popoli Minacciati, conosciuto a livello internazionale come giornalista e scrittore che si occupa di minoranze linguistiche. Nel nostro paese spesso ha avuto interviste del Corriere della Sera, di Avvenire e così via, anche Radio Radicale e così via, e quindi ecco che è una delle personalità nel nostro paese che potremmo collegare mutatis mutandis a figure importantissime come Alexander Langer, per esempio, cioè è un grande esponente del nostro paese per la difesa delle minoranze e dei popoli minacciati. E ha una rivista telematica che potrete andare a leggere. Allora adesso io direi di dare la parola al professor Ilvano Cagliaro dell'Università di Udine. Perché? Perché prendo un libro. Intanto che il professor Ilvano Cagliaro si collega, nel senso che mette la telecamera, il microfono, ecco, la telecamera, però non ti vediamo con la telecamera e quindi eccoti. Io però prima, vediamo, però adesso non lo riesco a far vedere perché ho lo schermo dietro, ma eccolo qua che si vede. Questo è il libro che ha curato il professor Ilvano Cagliaro, che ci spiega la nostra realtà, cioè Alpe Adria e dintorno, itinerari mediterranei, cioè dicendo Alpe Adria e Mediterraneo ci fa vedere in modo un po' nuovo il nostro ambito culturale, che magari collegavamo semplicemente e solo alla Mitteleuropa, ma vedete, il discorso è più ampio, perché se parliamo di Alpe Adria è una comunità istituzionale che è stata creata durante la guerra fredda, arrivando per esempio fino all'Ungheria, per esempio, o il Mediterraneo, capite che pone la questione del nostro collegamento attraverso l'Adriatico, cioè il Friuli, sull'Adriatico, attraverso l'Adriatico, la nostra regione, sul Mediterraneo. Quindi siamo e come potrebbe dimostrare per esempio Aquileia, che era la seconda, terza città dell'impero, era una città portuale per esempio, e anche su questo ci sono tanti riferimenti culturali. Però ecco, capite che questa pluralità culturale è una ricchezza incredibile che abbiamo, e di questa ricchezza attraverso la letteratura e il cinema il professor Ilvano Cagliaro ne è uno degli studiosi, che c'è l'attività nella nostra Università di Udine di studio di questi profili viene portata avanti da lui come studioso. E allora do la parola anche perché successivamente noi abbiamo la possibilità di collegarci con Fiume direttamente con la professoressa Gianna Mazzieri, che è la direttrice del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume, però la professoressa Mazzieri ha collaborato a questo volume diretto, coordinato dal professor Cagliaro, e comunque ci saranno due esponenti della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, Rossana Turcinovic, che l'avete vista collegata, e il giornalista di Teri Capodistria, nonché importante leader ed esponente della comunità italiana in Slovenia e Croazia, Ezio Giuricin. Tutti questi intellettuali, che sono intellettuali, giornalisti, professionisti, si occupano proprio si occupano del mantenimento dei diritti della minoranza autoctona italiana in Slovenia e in Croazia, e si impegnano per il mantenimento, per esempio, del riconoscimento della letteratura autoctona di una città come Fiume, che quando voi ci andate la chiamate Rijeka, ma in realtà se leggete il libro per esempio del professor Raul Pupo scoprite che
tanto in quella città che era anche di più di 100.000 abitanti in certi periodi, c'erano almeno 4 lingue, cioè tutte le persone parlavano almeno 4 lingue, e la gran parte si riferiva alla cultura italiana. Perché? Perché la cultura italiana è anche la cultura di Dante, perché la cultura italiana è anche la cultura, una cultura abbastanza, diciamo, importante nel mondo e che è importante riconoscere. Ma adesso diamo subito la parola al professor e amico Ilvano Cagliaro, che è stato così paziente di attenderci. Grazie. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e un cordiale saluto a tutti i partecipanti a questo seminario, e desidero ringraziare appunto l'amico professor Cevolin per avermi invitato a questo seminario in cui io, che lavoro, diciamo, in ambiti non prettamente linguistici, ecco, davvero finora ho imparato molto, e qui sicuramente imparerò molto anche dagli interventi successivi. Ecco, devo dire che mi riconosco, per quanto riguarda le sue parole, soprattutto nelle parole di amicizia, non quelle di, diciamo, di eccessiva affermazione di mie competenze, insomma. Ecco, e qui vorrei così brevemente cogliere proprio l'occasione che il professor Cevolin mi ha offerto di accennare, ecco, brevemente a questo volume, intitolato appunto Confini, Identità, Appartenenze, che è il titolo, con il sottotitolo di Scenari letterari filmici dell'Alpe Adria, di un convegno che abbiamo tenuto a Klagenfurt nel maggio del 2018. Ecco, un convegno che ha visto la partecipazione di studiosi appartenenti alle università di Udine, Trieste, Venezia, Klagenfurt, Lubiana, Capodistria, Pola, Fiume, Spalato, Zara, Zagabria, Belgrado, Sarajevo. Ecco, gli atti di questo convegno sono stati pubblicati appunto nel volume che il professor Cevolin vi ha mostrato dall'editore di Berlino De Gruyter, ecco, e costituiscono il primo volume di una collana dedicata a queste tematiche, Alpe Adria e dintorni. Ecco, con questa ulteriore apertura definita come itinerari mediterranei. Ecco, però questo volume, diciamo, ancora non si allarga, ecco, agli itinerari mediterranei, a questo scenario più ampio. Sarà uno dei volumi in programma che estenderà appunto la propria ricognizione. Volevo soffermarmi così diciamo, su alcuni concetti. Confini, identità, appartenenza costituiscono anzitutto una realtà estremamente complessa. Ecco, una realtà fatta oggetto di studio in quel convegno, ma costituiscono, direi, un argomento ancora particolarmente delicato. Ci sono ancora nervi scoperti. Ecco, un argomento non ancora riducibile a mero discorso storiografico. Ecco, identità come espressione di lingua, di cultura e tradizioni. Identità come espressione di una memoria e di una esperienza individuale che si radicano in una memoria e in una esperienza collettiva. Confine. Confine, certo, è un concetto che implica una realtà geopolitica, ma è un concetto che pertiene anche, non secondariamente, alla coscienza e al sentimento. Ecco, il rapporto tra identità e confine è un rapporto dinamico, in quanto un confine, in virtù di particolari vicende storiche, può spostarsi nello spazio. Ed è anche un rapporto complesso, in quanto un confine può essere presente all'interno di uno stesso territorio, ecco, un confine tra lingue, culture, tradizioni diverse. E questo è il caso particolare di territori che in seguito appunto alla dissoluzione dell'impero asburgico e alla seconda guerra mondiale sono oggi distribuiti tra Italia, Slovenia e Croazia. E quindi ovviamente il caso della Venezia Giulia. Ecco, pensiamo anzitutto alla storia del toponimo Venezia Giulia. Da chi è stato proposto? È stato proposto nel 1863 da uno dei più grandi glottologi
italiani, il goriziano, grazie a Dio, Isaia Ascoli. Ecco, in quel 1863, ecco, propone di adottare, in alternativa a Küsterland, litorale austriaco, la denominazione di Venezia Giulia. Ecco, il litorale austriaco cos'era? Diciamo, il litorale austriaco con capoluogo Trieste era una regione amministrativa che comprendeva 3 province autonome: il territorio imperiale di Trieste, la contea di Gorizia e Gradisca e il margraviato di Istria. Ecco, la proposta di Ascoli non aveva in quel 1863 finalità irredentiste. Aveva piuttosto l'intenzione di marcare, di sottolineare, di esprimere, ecco, di mettere in evidenza l'italianità culturale della regione. Ecco, da che cosa deriva questo toponimo Venezia Giulia? Ecco, deriva dalla Regio Decima, ecco, una delle regiones in cui Augusto, intorno al 7 d.C., divise l'Italia. Ecco, successivamente indicata dagli storici come Venezia Etistria. Il suo territorio corrispondeva, ecco, alle antiche regioni geografiche della Venezia e dell'Istria. Quindi l'Ascoli divise il territorio della Regio Decima in 3 parti, le cosiddette, diciamo anche oggi, 3 Venezie, no? La Venezia Giulia, quindi grosso modo Friuli orientale, Trieste, Istria, Gorizia, parti della Carniola, poi la Venezia Tridentina, quindi Trentino e l'Alto Adige, e la Venezia propria, il Veneto e il Friuli, grosso modo centro-occidentale. Ed è da tenere presente che nel momento in cui l'Ascoli suggeriva il nome di Venezia Giulia, tutte queste regioni facevano parte dell'impero asburgico. Ecco, poi se andiamo a vedere l'originaria Venezia di Istria, ecco, questa regione era molto più vasta perché comprendeva anche le attuali province lombarde di Brescia, Cremona e Manto. Ecco, quindi già diciamo nella creazione di questo toponimo, ecco, sono implicite prospettive, sono impliciti diciamo problemi, aspirazioni che diventeranno determinanti successivamente. Venezia Giulia, quindi, comprensiva grosso modo di Trieste, Gorizia, Istria e Costa Dalmata. Ecco, una regione etnicamente e culturalmente mista per la compresenza italiana, slovena, croata, nella quale, per parlare solo del Novecento, il confine si è spostato diverse volte e ragioni ideologiche e politiche hanno impedito o resa dolorosa quella convivenza che, seppur problematica, il dominio asburgico aveva comunque assicurato. Ecco, pensiamo poi, adesso sono tutti così, sono tutti temi a cui io accenno così in maniera rapsodica, brevissima, che sono stati affrontati in questo convegno di cui si è dato poi documentazione in questi atti. Pensiamo alle 3 anime della Trieste asburgica: l'anima italiana, l'anima slava, l'anima tedesca. E io vorrei farvi sentire le parole scritte al riguardo da uno straordinario giovane intellettuale triestino, Scipio Slataper, caduto a 27 anni sul Podgora nel dicembre del 1915, che in una lettera del febbraio del 1912 a colei che sarebbe poi diventata sua moglie, riconosce la sua identità plurima, la sua identità di frontiera. Scrive Scipio: tu sai che io sono slavo, tedesco, italiano. Sta a sentire del sangue slavo che ho in me le nostalgie strane, un desiderio di nuovo, di foreste abbandonate, una sentimentalità bisognosa di carezza, di compiacimenti, un sognare infinito e senza confini. Del sangue tedesco ho l'ostinazione mulesca, la voglia e il tono dittatoriale, la sicurezza dei miei piani, la noia del dover accettare discussione, un desiderio di dominazione, di forza. Questi elementi sono fusi nel sangue italiano, che cerca di armonizzarli, di equilibrarli,
di farmi diventare classico, formato e endecasillabo invece che metro libero, cosicché, in questo senso, la mia vita deve cercare di rendersi cosciente dei vari elementi perché io ne sia padrone. Ecco quindi queste tre anime di Trieste, l'anima italiana, l'anima slava, l'anima tedesca. Ecco, queste tre anime di Trieste, quando Scipio scrive queste parole, avevano già iniziato, dal fine Ottocento, a vivere un periodo di dolorose contrapposizioni. L'identità quindi può essere stratificata, può essere composita, ecco, può percepirsi dotata di più connotati, fluida, ma può essere anche, a causa di drammatici eventi storici, conculcata, costretta a ridefinirsi, suscitando un senso di straniamento e di alienazione. Ecco, vorrei brevemente così, diciamo, accennare ad alcuni diciamo, dei temi che sono stati affrontati in questo convegno, andando così in alcuni di questi luoghi. Ecco, anzitutto un doveroso, giusto spazio è stato lasciato, è stato dato diciamo, a colui che è lo scrittore di frontiera per antonomasia, Fulvio Tomizza. Ecco, in Tomizza, quel crocevia di etnie e di culture che è l'Istria, ecco, diviene metafora di una consapevole identità molteplice di scrittore. Ecco, pensiamo, Tomizza è istriano di nascita, è triestino per scelta. Ecco, Tomizza ha saputo comprendere le ragioni dell'altro, ecco, in un territorio nel quale tragiche vicende storiche hanno fatto prevalere il conflitto e la recriminazione. Ecco, e da questo sentimento, da questa consapevolezza viene la sua ferma convinzione della necessità di ricostruire una convivenza che si propone altresì, che si propone ulteriormente come l'ideale di un mondo a venire anche oltre i confini regionali. Facciamo un salto a Fiume, visto avrebbe dovuto parlarne anche, diciamo, la collega e amica, tra l'altro ecco, abbiamo anche studiato per un certo percorso insieme, la professoressa Mazzieri. Ecco, proprio, diciamo, Gianna Mazzieri in questo convegno ha parlato di un'emblematica figura di scrittore fiumano, Osvaldo, adesso non so, mi perdonino i friulani, scusate, i fiumani, collegati, non so se lo pronuncio bene, Ramus, Osvaldo Ramus, ecco, è morto nel 1981. Ecco, uno scrittore che a Fiume ha incarnato la continuità della tradizione letteraria italiana. Ebbene, in un suo romanzo, concluso nel 1967, pubblicato poi nei primi anni 2000, Il cavallo di Cartapesta, ecco, Ramus narra la travagliata vicenda di Fiume, ecco, i cui abitanti, e questo mi ha colpito moltissimo, i cui abitanti nel corso di 50 anni hanno mutato per ben 5 volte cittadinanza. E poi chiaramente in questo romanzo racconta anche l'esodo della maggior parte dei cittadini di lingua italiana e quindi la progressiva scomparsa di una lingua e di una cultura, scomparsa che ha trasformato profondamente l'identità del luogo natio. Ecco, rimanendo a Fiume, però passando in tempi più vicini a noi, incontriamo una singolare figura di scrittrice. Ecco, Koralika Leković. Nasce a Fiume, però dal 1990 è a Trieste. Ecco, Leković a Fiume nasce in una famiglia etnicamente, come dice lei stessa, impura. Ecco, si forma culturalmente in seno alla comunità italiana, sceglie di scrivere prevalentemente in italiano, però si definisce cittadina del mondo, per cui, e questo è molto interessante, preferisce usare al posto del termine confine
o del termine frontiera il termine soglia. Termine soglia nell'accezione metaforica di luogo in cui ci si sofferma ad osservare l'altro, per definizione diverso da sé. E per lei è appunto la scrittura il modo di superare questa soglia e di aprirsi all'altro. Faccio un piccolo salto e poi mi avvio alla conclusione, un salto, diciamo, geografico. Ecco, da Fiume passo a Zara. A Zara e alla sua vivacissima letteratura in lingua italiana, diciamo della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del Novecento, chiaramente una letteratura fortemente condizionata anche qui dalle vicende storico-politiche, dove spicca una figura estremamente interessante, quella di Giuseppe Marussig, che muore nel 1938. Ecco, quindi facciamo cronologicamente un saltino un po' all'indietro. Bene, nella sua opera si riflette, ecco, proprio una complessa esperienza individuale e collettiva in un ambiente multietnico e multiculturale. Ecco, all'incontro, l'inetta scontro, come lui stesso lo definì, tra Occidente e Oriente. Ed è proprio emblematico, ecco, il titolo della sua opera più importante, Uomini di confine. Uomini di confine. Ecco, comunque dagli interventi che sono stati fatti in questo convegno, di cui così vi ho dato qualche così veloce, rapsodico cenno, esce confermata, e appunto, diciamo, questo vorrei sottolineare in conclusione, la funzione civile che può adempiere la letteratura, che ha voluto e saputo trovare valori condivisi e condivisibili. Ha saputo trovare quello che può unire piuttosto quello che può dividere, guardando ad un orizzonte più ampio. Quindi si tratta insieme di un auspicio e di un monito nei confronti, per quanto ci riguarda più da vicino, di una identità europea come vocazione alla pluralità. Grazie. Bene, grazie al professor Cagliaro che come avete visto ha svolto in maniera corrispondente alle parole che io gli ho attribuito, cioè al fatto di essere un grande studioso di questi temi. Avete visto, si è connesso a Tomizza, quando ci si collega a questi grandi intellettuali non si sbaglia mai, non si sbaglia mai. Come prima ci siamo collegati a Pasolini. Pasolini persino da liceale, quando partecipava a una sorta di progetto Erasmus nelle scuole superiori del Reich, dell'Austria e dell'Italia fascista, quindi in un ambiente insomma un pochino così, quello che potrebbe essere un ambiente un pochino anche culturalmente orientato, per non dire di stati che si avviavano, erano già degli stati totalitari o autoritari, eppure in quel contesto sviluppava già il tema della lingua, il tema dell'autonomia, il tema diciamo del federalismo quasi, ma quasi come uno studioso di diritto, cioè non facendo errori giuridici. Io ho letto questi scritti giovanili, per esempio, e sono condivisibili dal punto di vista giuridico, non ci sono errori. Allora i grandi, vedete, intellettuali hanno questo pregio, e attraverso quindi questa letteratura che è stata richiamata, letteratura autoctona, per esempio fiumana, che vuol dire italiani, oppure anche, non è che perché finiscono in Nietzsche sono necessariamente non parlanti italiano, anzi spesso si consideravano italianissimi. Non so, noi avevamo avuto un rappresentante della minoranza italiana che era senatore anche della Repubblica, senatore Lucio Tot, di origine ungherese, che si sentiva perfettamente italiano e ha avuto un grande ruolo anche istituzionale nel cercare di difendere la minoranza italiana in Slovenia e Croazia, che si è trovata, come dire, a essere su una terra che aveva sempre calcato in minoranza. Perché? Perché c'è stata una pulizia etnica, c'è stata comunque
se non una pulizia etnica, comunque una violenza indirizzata nei confronti degli italiani. Qui poi c'è il discorso perché italiani o perché appartenenti a uno Stato autoritario come il fascismo, comunque che ha comportato la fuga di centinaia di migliaia di persone. Ecco, allora loro sono rimasti in una piccola minoranza, ma cercano, ovviamente, senza cambiare i confini, senza fare alcun discorso di tipo revanchista, anche perché ormai sono in 30.000, ne parleremo dopo anche con dati, con riferimenti, però ecco quello che cercano di mantenere invece è l'italianità, la cultura italiana in quelle terre, il fatto che ci sia attenzione alla cultura italiana. Pensate che per esempio quando l'anno scorso Fiume era città della cultura europea, pochi progetti della minoranza italiana sono stati approvati dalla Commissione della Repubblica Croata, perché c'è ancora, essendo la Croazia è un paese che ha ceduto all'autonomia, all'indipendenza recentemente, ci sono ancora dei pesanti diciamo, aspetti di nazionalismo discriminatorio nei confronti degli italiani, che non è che siano portati, diciamo, sì, aiutati e così via, anche della cultura italiana. Io stesso, per esempio, voi siete in un corso di laurea in scienze e tecnologie multimediali, io stesso ho curato un progetto, per esempio, di digitalizzazione delle carte Grimani nell'archivio di Stato di Zara, per esempio, oppure abbiamo cercato di fare il censimento e l'inventario di carte italiane a Zara, dell'archivio di Zara, dell'archivio di Sebenico, attraverso anche delle forme di digitalizzazione, in modo che non vengano distrutte e che vengano conservate, che rimangano lì a testimoniare che in quelle terre si parlava italiano, c'era la cultura italiana, c'era il teatro italiano, l'opera italiana e così via, espressioni culturali italiane. E ecco, quindi questo è anche un po', vedete, una situazione strana, perché non è propriamente la minoranza italiana una minoranza che non ha uno Stato dietro, ma è una minoranza, come ce ne sono, come la minoranza friulana, diciamo. Ovviamente Aurelio Argemì ci ha raccomandato di non usare questo termine, ma diciamo per aspetti di semplificazione oggi li usiamo, perché poi noi abbiamo una legge che tutela le minoranze linguistiche, la legge che parla in questi termini, quindi per riferirsi anche in termini giuridici facciamo così. Però la prospettiva che ha lanciato Aurelio Argemì è una prospettiva, capite, molto più ampia, è stata lanciata anche dal professor Cagliaro, cioè questo di sentirsi tutte queste identità in Europa, dove però l'Europa è un pochino più attenta agli stati strutturati, sovrani, come si dice, e non tanto fa il suo vero ruolo, che dovrebbe essere quello di aiutare invece proprio, per esempio, chi ancora non ha uno Stato e ritiene di doverlo avere, si sente pienamente una comunità, si sente qualcosa di diverso dalla Spagna o qualcosa di diverso da quando c'era il Regno Unito, dal Regno Unito, o qualcosa diverso dalla République Française e così via, come la Corsica che prima è stata evocata. Allora, adesso io chiederei alla professoressa Maria Forga Martel di collegarsi e di parlare come vuole, se vuole parlare in catalano, se vuole parlare in castigliano, se vuole parlare in italiano, che secondo me lo conosce abbastanza, così, ma come vuole, può parlare come vuole, viene dall'Università di Vic, che è l'Università Central de Catalunya, almeno questo spero di averlo detto bene, Università Central de Catalunya, Università di Vic. Diciamo, tra l'altro questo condivide con il friulano, perché anche l'Università di Udine nella denominazione in lingua friulana sarebbe Universitat dal Friul, quindi l'università sia l'Università Central de Catalunya sia anche l'Università
de dret, per esempio, a Valencia, sempre in catalano, in valenciano, si dice come in maniera uguale al friulano, quindi abbiamo anche delle parole in comune, non solo la voglia di tenere alta la bandiera della nostra identità, della nostra cultura, del nostro popolo, ecco, del nostro popolo. Allora, diciamo, alla professoressa Maria Forga vorrei chiedere, come avevamo un po' programmato, di spiegarci un po' il suo corso di comunicazione e territorio e soprattutto di cosa fanno anche i media pubblici e privati in lingua catalana, oppure anche non in lingua catalana a volte, perché io penso per esempio, non so, che però adesso hanno la traduzione in realtà, l'Avanguardia e il periodico, che sono in realtà adesso anche tradotti automaticamente. Qui c'è il gioco di sponda con quello che ha detto Aurelia Gemmi. Grazie alle nuove tecnologie questi giornali hanno anche la versione in catalano o valenciano, se si è a Valencia, per quanto riguarda l'Avanguardia, che è tradotta in catalano, che può essere considerato valenciano, perché sono molto simili. Allora diamo la parola alla professoressa Maria Forga Martel e la ringraziamo per essere intervenuta e aver portato un altro tocco di internazionalità a questo nostro seminario. Grazie Maria. Grazie a voi, grazie professore Cevolin per l'invitazione. Io proverò di fare il mio intervento la mia intervenzione in italiano. Non è un buon italiano, chiedo scuse prima di tutto, ma farò quello che può per farmi capire. Quello che volevo fare io è provare di fare una panoramica dei media sulla Catalogna e soprattutto il seguimento dei media di comunicazione sulla Catalogna. Allora, volevo raccontarvi come questi media lavorano per la lingua catalana in questo caso, e come il pubblico lo prende, e si lo prende soprattutto. Per esempio, inizio parlando della televisione alla Catalogna, e qua abbiamo TV3, la televisione pubblica di Catalogna, come la prima televisione in udienza al nostro territorio. Sono già 12 anni consecutivi che TV3 lidera le udienze, adesso l'anno 2021 con un 14% dell'udienza. E per fare per capire la misura di questo, devo dire che quella che va dietro TV3, che è Telecinco, che voi conoscete bene, ha un'udienza di un 12,4% nel 2021. Allora TV3, la televisione pubblica, sempre in catalano, è fatta tutta integralmente in catalano, sta sempre per sopra di Telecinco. E devo dire anche che è sorprendente che la quarta posizione in questa misura dell'udienza è la 1, che è la televisione pubblica spagnola, e alla Catalogna è in una quarta posizione con un 7% dell'udienza. Devo dire anche che TV3 è una televisione che è iniziato al 1984 e che si fa integralmente, come ho detto, in catalano, con un'attenzione speciale ovviamente alla realtà catalana, ma si può trovare sempre anche informazione internazionale, perché ha una vocazione di televisione assolutamente generalista, con contenuti e produzioni proprie e informazione da tutto il mondo. Se facciamo una radiografia un po' della radio che si consuma alla Catalogna, i numeri dicono che la che ha più seguimento è RAC 1. RAC 1 è una radio privata, si fa integralmente in catalano anche,
è la prima in audienze. RAC1 è privata, come ho detto, è di un gruppo, di un holding di comunicazione originalmente catalano, Grup Godó, che ha altri media importanti alla Catalogna. Si fa tutta in catalano, è sempre la prima, sempre disputando per poco con la radio pubblica catalana, che è Catalunya Radio. Catalunya Radio, la radio pubblica catalana, li segue i passi, sempre molto vicino, molto avvicinata, ma tutte e due devo dire che si fanno integralmente in catalano. E già dopo, con i numeri abbastanza più bassi, abbiamo la Cadena SER, che è già una radio generalista che si fa in spagnolo, è generalista, ma che ha un'edizione speciale per la Catalogna, che anche si può sentire il catalano ovviamente, e si vede la cultura catalana, i protagonisti dell'attualità catalana, eccetera, eccetera. E dopo abbiamo tutte altre già generaliste spagnole, come la COPE, Onda Cero e Radio Nacional de España, quella pubblica spagnola che è nel posto numero 6. Qua volevo dire anche che in questa tematica che è abbastanza importante il lavoro che si fa nell'ambito locale dei media, della comunicazione, perché c'è una rete che si chiama Xarxa Audiovisual Local, è una rete pubblica che dipende lo che noi diciamo la Diputazione di Barcellona, che gestisce e appoggia l'audiovisuale locale alla Catalogna e dà contenuti a 55 televisioni e 147 radio locali, diciamo qua di prossimità, e copre tutta questa informazione più locali. Se parliamo dei giornali, hai detto già, hai parlato di L'Avanguardia, vedo, il giornale più letto alla Catalogna è L'Avanguardia, è un giornale fondato al 1881 e che dal 2011 possiamo leggerlo anche in catalano, perché si fa la traduzione automatica. È un giornale liberale conservatrice, simile forse al Corriere della Sera, posso dire, e del Grup Godó, quel holding di RAC1 anche, di comunicazione, un holding che ha tanti media qua importanti. È stato fondato per una dinastia un po' familiare catalana, no? E si fa in spagnolo, si fa anche in catalano e ha una speciale sensibilità per la cultura, per l'identità catalana, con cui si identifica sempre. Il secondo segmento è il periodico di Catalunya, fondato nel 1978, un giornale progressista, fondato anche per un catalano e che funziona a Catalogna e ha una edizione anche, alla prima edizione che si è tradotto così automaticamente al catalano dal 1997, l'ha fatto prima il periodico Catalogna e dopo L'Avanguardia. Questo è il secondo. E dopo già abbiamo in terzo posto il Punt Avui. Il Punt Avui è sopra la base di due giornali degli anni 70, fatti adesso già sempre solo in catalano, che sono il Punt e Avui. Prima Avui, dopo il Punt, che si hanno unito per fare questa pubblicazione che devo dire che è sempre in catalano, in terzo posto, e che ha un'attenzione speciale anche a questo giornalismo di prossimità, di piccoli posti, anche perché il Punt era un giornale inizialmente solo di una provincia di Girona, no? E finalmente volevo risaltare in quarto posto il giornale Ara, perché è il più moderno, il più nuovo, è nato al 2010, 30 anni dopo
In 30 anni non abbiamo avuto un giornale nuovo alla Catalogna, invece nel 2010 è arrivato Ara, integralmente in catalano, e per l'iniziativa di un gruppo di imprenditori catalani molto sensibili alla cultura, alla lingua catalana, e anche con l'appoggio dei giornalisti storici un po' alla Catalogna, con una traiettoria importante, e hanno fatto questo diario molto basato nel disegno, la fotografia, in avere tanta opinione, e appostare per l'opinione, per differenziarsi un po', e anche per traduire informazioni del New York Times o di altri giornali internazionali, per avere una visione anche non tanto locale, sino internazionale, ma sempre in catalano. Questo giornale ha il 4º posto in lettori, e devo dire che ha la peculiarità di che invece su internet è il primo, è il più consultato alla Catalogna, perché è nato già in carta e digitalmente. Allora la versione digitale ha avuto molto successo, anche perché ha fatto una politica molto forte di sottoscrittori, e devo dire anche che è l'unico che non ha diminuito i lettori nella versione in carta, come tutte le altre, che come immagino che succede in Italia, l'edizione in carta è andato un po' giù. Allora volevo solo raccontare questa informazione non valorativa, solo dei dati, per un po' fare capire come qua alla Catalogna c'è un seguimento importante dei media nella nostra lingua, nel catalano, tanto audiovisualmente come lettori. Vi invito a tutti a visitarli online, sono tutti online, non tutti aperti, ma abbastanza sì, TV3 o le radio senza problemi, per conoscere un po' più la cultura catalana, la lingua come noi, e anche l'identità di questa terra. Grazie, grazie a tutti. Allora, grazie infinite a Maria Forga, che in realtà ha parlato benissimo in italiano. Come avete visto, c'era la possibilità anche di un supporto di traduzione di un caro amico che è suo marito, tra l'altro quello che ci ha fatto conoscere e che ha avuto un ruolo importante, quello che ha fatto conoscere a me Maria Forga, ma ha fatto conoscere anche Aurelia Argemì, ed è il portavoce, è stato anche segretario del Fogolar Furlan di Barcellona, Marco Bozzer, che per problemi di lavoro adesso non è collegato, è un giornalista, ha per esempio guidato, a parte che è sua la voce Barcellona nell'enciclopedia Treccani, per esempio. E poi ha guidato la delegazione di giornalisti RAI nelle giornate del referendum per l'autonomia nel 2017 a Barcellona, quando sono venute le troupe delle televisioni nazionali e anche della RAI pubblica, e a spiegare ai giornalisti RAI che cos'era questo problema della indipendenza, della richiesta di indipendenza da parte di più della metà della popolazione della Catalogna. C'era Marco Bozzer, il dottor Marco Bozzer, che su questo un po' volevamo che ci aiutasse un po' a comprendere qual è il ruolo di un giornalista che appartiene a una minoranza, conosce i diritti di una minoranza, conosce la situazione di una minoranza come quella friulana, e si è trovato a dover spiegare la situazione di un popolo come il popolo catalano, che cercava di accedere
e continua a cercare di accedere alla indipendenza, e si è trovato la Guardia Civile che picchiava le persone non violente, pacifiche, in strada, in fila per il voto. Ecco, quindi spiegare queste cose è un discorso che può fare molto bene chi si occupa di minoranze linguistiche nazionali, perché ha la sensibilità, la conoscenza degli altri casi, la conoscenza purtroppo anche dei metodi di repressione che ci sono e così via e così via. E allora adesso tratto un po' io un breve argomento per fare da ponte fra un po' per un altro intervento che ci porta ad aspetti molto succosi come quello che c'è stato adesso con la professoressa Maria Forga Maltel, e cioè poi parleremo della educazione multilingue nella comunità autonoma basca e nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Perché? Perché l'ha già detto Aurelio Argemì, tra i modi di tutelare le minoranze linguistiche e nazionali in altri paesi c'è quello dell'istruzione scolastica, anzi è centrale. Oggi non siamo riusciti ad avere, perché è in ferie, il William Cisilino, il direttore della Agenzia regionale della lingua friulana, ci avrebbe spiegato che gli aspetti che sono stati anche declinati già da Aureli Argemì, cioè la comunicazione pubblica, poi gli aspetti istituzionali, cioè il parlare nelle assemblee istituzionali, e poi il parlare comunque attraverso i media, come è venuto fuori con la professoressa Maria Forga, poi diciamo le espressioni a livello internazionale e così via e così via. Di tutti questi temi l'aspetto culturale si occupa l'agenzia regionale per quanto riguarda il friulano, per sostenere istituzionalmente e sistematicamente questi temi. E quindi l'aspetto dell'istruzione è un aspetto centrale. Noi avremo fra un po' la relazione della dottoressa Ada Bier sull'educazione multilingue nel Paese Basco e nella regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, e poi avremo anche subito dopo la relazione della tanto evocata professoressa Vincenta Tasa Fuster, che insegna diritti linguistici all'Università di Valencia, e ci parlerà del modello di insegnamento linguistico nella comunità autonoma di Valencia, così avremo la possibilità di fare la comparazione e di capire come in Friuli ci sono dei problemi rispetto a questi sistemi che sono più avanzati rispetto ai nostri. Allora, io faccio anche un'altra cosa che devo fare a questo punto, cioè devo interrompere la registrazione un attimo